Un semplice prato verde spontaneo è un preziosissimo microcosmo di biodiversità da tutelare. Per celebrare la Giornata Nazionale del Paesaggio abbiamo scelto questi suoni e queste immagini tratte da un documentario dedicato ai cosiddetti prati stabili che sta facendo il giro dei comuni del Friuli Venezia Giulia. Questa sera sarà proiettato a Gorizia e nel corso di questa puntata ne parleremo con l'autore. Ma oggi parleremo anche delle agevolazioni. Buongiorno Regione, buongiorno a voi telespettatori. Oggi è martedì 14 marzo, innanzitutto vediamo l'home page del nostro sito. Adesso vediamo un documentario, sta girando ai cinema del Friuli Venezia Giulia questo documentario dedicato ai prati stabili, aree che non vengono arate né seminate, che nel corso del tempo stanno diventando sempre più rare, nonostante il loro valore ambientale e naturalistico. Oggi sarà proiettato a Gorizia al Kinemax alle 20:30. Vediamo il servizio di Maria Spezia. Si intitola Incanto d'erba ed urgenza, il documentario realizzato da Roberto Pizzutti, ambientalista e forestale, con l'obiettivo di informare sulla necessità di tutela e promozione dei prati stabili, termini con cui si indicano aree di particolare biodiversità di flora e fauna. I prati stabili sono delle formazioni erbacee, quindi prive di alberi, che vengono gestite con lo sfalcio e non sono state oggetto di arature oppure di erpicature, quindi dei prati ma non seminati, dei prati che crescono spontaneamente. Girato con un lavoro di 2 anni in diverse aree del Friuli Venezia Giulia, dalle zone fluviali del Torre, del Tagliamento, del Natisone, del Cellina Meduna, passando anche per Pasian di Prato, Martignacco e le colline moreniche, Incanto d'erba ed urgenza mostra immagini girate sia con droni sia con riprese ad alto ingrandimento, per illustrare al meglio la bellezza e la complessità dei prati stabili. La spontaneità della crescita erbacea deve infatti essere di almeno 12 mesi, a seconda dell'uso precedente della superficie. Se un terreno è troppo fertile perché è stato concimato artificialmente, ecco che le caratteristiche favoriscono specie che non sono quelle dei prati. In Friuli Venezia Giulia la legge regionale di tutela, promulgata 20 anni fa, non agisce su tutto il territorio, proteggendo gli spazi delle aree agricole e paesaggistiche, e non è ancora sufficientemente nota. Da qui le tante iniziative irregolari compiute dai privati e anche la motivazione di Pizzutti, già promotore di una raccolta firme per la creazione della legge, alla realizzazione del documentario. Il ripristino dei prati, che può richiedere anni di cura, consente però il ripopolamento di specie che non vivono ad alta quota ma in zone più pianeggianti e rappresentano il reale valore di questi particolari spazi. Per esempio c'è la brassica palustre, che è una specie che vive nella zona delle risorgive, oppure il garofano dei certosini, però nella specie locale che in latino si dice Dianthus sanguineus, e quindi localizzata esclusivamente in tipologie rare come quelle che ancora ospita il Friuli Venezia Giulia. Ma in aggiunta alle motivazioni naturalistiche, storiche, culturali e paesaggistiche della tutela di aree che stanno a poco scomparendo, sono prioritarie anche questioni ambientali, come la conservazione del carbonio nel suolo e l'impollinazione. Sono cose che si fanno, che costano tanto, che sono necessarie perché certi ambienti sono scomparsi, e quindi è opportuno pensare di salvare prioritariamente le aree che ancora si sono conservate e tenerle per i nostri figli, i nostri nipoti. Il recupero richiede investimenti anche di migliaia di euro. Col tempo però è possibile riuscire a ottenere la coltivazione di fieno, commercializzabile in diversi settori, da quello zootecnico come mangime per animali, a quello salutistico per l'uso dei bagni di fieno, fino a quello alimentare per la produzione di latte da fieno.